Le avevo portato via la parola, Somariva, da aggiungere No, qualcosa. dicevo che non è la prima volta che ne parliamo, bisogna credere. No, ma la cosa sconvolgente è questa, è perché si torna a parlare sempre di queste cose, sono passati ormai passano gli anni, secondo me veramente raggiungiamo il decennio e oltre e non se ne Sì, viene di a capo, più. anzi poi arriva il momento di crisi, la cosa si acuisce sempre di più, diventa eclatante, abbiamo poi Ma è colpa problemi vostra, è colpa dei media. Ah, sì. Noi stiamo leggendo, parlo dei giornali, Sì, sì. stiamo leggendo un racconto che non è vero. E questo disorienta. La politica cerca di interpretare male, perché la sta interpretando male, la volontà delle persone. Allora crede che il modernismo sia ancora investire in architetture moderne, in aree spinte, crede che il progresso sia quello, invece deve fare un grosso ripensamento culturale, andare mentalmente alle radici del nostro paese, che tutto il mondo riconosce. Il Made in Italy è il nostro rinascimento come cultura, è chiaro che Ci viene mutuato e copiato è copiato, dall'estero, beh, insomma, a copiato. Venezia c'è a Las Vegas, no? È una bella cosa. No, forse solo quello, saremo ancora tranquilli. Ecco. Franceschi, allora quanta responsabilità in questo, quanta mea culpa deve essere fatta dagli operatori del settore, secondo lei, e quanto invece anche dalla politica, dagli amministratori, dalla non mancata conoscenza della situazione reale? Degli operatori nessuna, ma non perché voglio fare il partigiano e il difensore No, ma io le chiedo, cioè dopo degli sentiamo anche sulla stessa operatori. domanda anche su Mariva. Nessuna perché è stata una visione politica folle a compromettere così fortemente i nostri territori, le nostre città e quindi il commercio. Io lo ricordo spesso che sono sorpreso della sorpresa che hanno gli amministratori e i politici quando si pongono il problema, oddio, le nostre città, la difficoltà del commercio, i problemi della sicurezza. Beh, questi sono tutti legati a una mancanza di una visione del futuro moderna, innovativa, che gli amministratori hanno avuto, e cioè consumare suolo. Costruire queste grandi cattedrali, va bene, dei centri commerciali, e che cosa potevano comportare se non una ricaduta negativa sui centri urbani, sulle città, sulle comunità? Cioè, dice, avrebbero dovuto prevederlo in qualche era evidente, modo. cioè proprio come ricordava Somavilla, quello che è successo, che sta succedendo qui in Italia, era già successo, bastava leggere un po', se magari studiassero ancora un po' anche adesso, perché stanno continuando un po' su questa strada, sarebbe utile, perché cito solo questa cosa, in quella legge regionale che abbiamo contribuito molto noi a realizzare, che in qualche modo evita di ripercorrere le strade del passato, però lì hanno voluto mantenere una cosa che è disastrosa, che noi abbiamo chiesto anche a Zaia, come a tutti gli altri candidati, di modificare immediatamente. Qual è? E cioè la possibilità della Giunta, in deroga a tutti quei criteri che sono stati definiti, di realizzare degli interventi a valenza strategica regionale, traduco, si possono fare con una semplice decisione di giunta, va bene, i grandi insediamenti come Veneto City e altri che si vogliono realizzare nel Veneto. Allora, tutte le premesse che si fanno nelle dichiarazioni di tutela del paesaggio, di valorizzazione del nostro patrimonio, di rilancio e delle nostre città, vanno a farsi benedire, perché tu, quando hai fatto uno di questi interventi, hai ulteriormente compromesso una situazione che è già fortemente compromessa. Ma Veneto City sta andando avanti? Non lo so, però no, c'è la possibilità, okay. È stato firmato tutto e altro potrà essere firmato. Allora bisogna partire da una situazione, bisogna avere la consapevolezza che la situazione è fortemente compromessa, che recuperare questa situazione sarà difficile. Per incominciare intanto bisogna dire basta nuovi insediamenti, concentriamo le risorse nelle città, cosa che non è stata fatta in modo, diciamo, significativo nemmeno nella programmazione 2014-2020. No, è vero, concordo. Dove le risorse destinate e
per l'innovazione legata non solamente al manufatturiero e all'industria, ma l'innovazione legata anche alle nostre aziende che fanno molta innovazione dentro le città. E le risorse destinate per il rilancio della città sono assolutamente insignificanti. E questo sono tutti aspetti che ovviamente poi producono dei risultati negativi sulla situazione che stiamo vivendo. Proprio su questo aspetto. Ho una sfumatura diversa da Franceschi, no, nel senso che se siamo in questa situazione è sicuramente colpa della politica che non ha avuto la visione corretta. Però la politica non è da sola, ha i cittadini consumatori e gli operatori. Qualche errore l'abbiamo fatto anche tutti noi, non abbiamo protestato nel modo giusto, al momento giusto. Cioè accettare supinamente senza reagire. Perché la politica lasciata sola va allo sbando e purtroppo siamo in una situazione, insomma, le ultime elezioni lo confermano, se metà non va a votare vuol dire che... Perché questa spende i soldi nostri, li spende male, e i soldi nostri diventano in parte tangenti, ma non va bene questo, non va bene. Ecco, allora bisogna che abbiamo più amore di noi stessi. Il singolo imprenditore colpe non è, anch'io farei un monumento, perché questi in un contesto difficile in cui una scopertura di credito di fino a 350.000 euro sconta il 10%, oltre 25 milioni il 2%, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, vuol dire che il nostro paese, che ha ormai abdicato al ceto medio, su cui è campato il commercio del dopoguerra, adesso abdica e non considera il ceto micro, non esiste e vede solo i grandi numeri. Se facciamo i grandi numeri svendiamo il paese, entreranno gli stranieri. E questo non nel commercio, dico in generale, nei servizi sanitari, nei servizi di trasporto. Allora, se dobbiamo rendere un paese scalabile, anche se è un concetto un po' ardito e difficile, e allora poi non possiamo lamentarci, dobbiamo avere il coraggio, avere coscienza civile, avere il coraggio di dire che le cose non vanno alla politica in faccia. Invece non le diciamo, anche noi siamo un po' conniventi. Io ho lavorato molto con gli imprenditori, so che l'imprenditore, non di questa regione, ma di altre regioni a statuto speciale, ama competere sul contributo pubblico, non sul mercato. L'abbiamo educato male. L'imprenditore non deve accontentarsi di questo, ha un diritto, è un cittadino italiano, deve poter avere diritto di esplicare l'attività almeno come avviene in Austria, in Germania, in Francia, persino in Spagna. Ecco, questo noi l'abbiamo un po' sottovalutato, abbiamo dato troppa fiducia incondizionata a chi ci ha governato, ma non solo negli ultimi 5 anni, prima. Adesso vediamo con la nuova giunta regionale, con un presidente che ha raggiunto un risultato personale stratosferico in questo contesto, con un progetto che io ho letto di 275 pagine in cui c'è tutto, vediamo quanto avrà la forza e la capacità di fare. Noi siamo tutti e due, indipendentemente dalla colorazione politica, non personale, di organizzazione, siamo con chi governa, perché questo diventa il nostro interlocutore. Ecco, spero che ci ascoltino, spero che apprezzino la visione che viene dal basso, perché è l'ultima battuta. Anni fa dicevamo, penso in grande e penso globale e agisco locale. Adesso bisogna dire l'inverso, penso locale, la politica deve saperlo, e devo agire globale. Si diceva penso globale, agisco locale, perché il pensiero dominante era quello americano. Sì. L'hanno detto loro. Noi che siamo italiani, rinascimentali, che crediamo nella creatività, che il nostro pizzicagnolo è un tesoro da conservare nel tempo, il macellaio, diciamo, lo scarpaio, quello che fa gli abiti, i merletti, questi sono tesori dell'umanità, sono un patrimonio dell'UNESCO. Ecco, su questi dobbiamo ripartire e cercare di agire in grande, di far agire chi ha il compito di agire, chi deve avere senso dello Stato. I nostri governanti devono avere senso dello Stato, senso della collettività. Questa creatività, questa particolarità, per dire, è stata recuperata in alcuni paesi d'Europa.
che quindi sono ritornati indietro e hanno proprio fatto questo recupero importantissimo, ma proprio lo dicono palesemente, chiudendo realtà importanti e impedendo l'insinuarsi, e quindi chiedo a lei, Franceschi, quanto può farlo un'associazione di categoria, limitare, quanto può farlo l'amministrazione, insediarsi di queste catene di franchise che distruggono poi la fantasia, no? La tipicità anche dei nostri centri. Come in alcune realtà l'hanno fatto all'estero e hanno avuto successo, perché poi la risposta c'è stata. Perché vanno favoriti alcuni processi, cioè per legge non si possono porre divieti a qualcuno a favore di qualcun altro. Le direttive europee, tra l'altro, mal interpretate a livello italiano quando parlano di concorrenza, ad esempio è su questi presupposti che hanno prodotto quel provvedimento assurdo di liberalizzazione degli orari e delle domeniche in nome della concorrenza. Ricordo solo che la concorrenza significa mettere tutti sullo stesso piano, per cui se decido domeniche 0 aperte, tutti sono uguali e la concorrenza è rispettata. No? Ma qui in questo paese c'è sempre un'interpretazione in nome della concorrenza e con la giustificazione che è l'Europa che ce lo chiede, si fanno delle cose che sono davvero disastrose per le ricadute che hanno. In realtà io ritorno al tema che è quello vero, di come favorire, diciamo, in qualche modo la riscoperta e anche gli investimenti da parte di imprenditori locali e quindi del Made in Italy, sia nel commercio, sia nei prodotti, sia nell'artigianato. Semplicemente riproponendo alle città quale luogo competitivo, dove vale la pena fare un investimento. Oggi i nostri imprenditori non sono in grado di affrontare questo investimento perché le città non sono competitive e lo possono fare solamente le grandi catene, certo, non solo per i canoni, è che proprio non sono competitive e quindi i canoni è un elemento, diciamo, di costo importante. Poi c'è la tassazione, va bene. Poi ci sono tutte le cose che sappiamo e poi non ci sono i consumi, perché i consumi si concentrano soprattutto da qualche altra parte. Per cui gli unici che possono in qualche modo sopperire e reggere a questa condizione sono le grandi catene che trovano un loro equilibrio, diciamo, in un livello molto più ampio, ma che il singolo operatore indipendente. Quindi ritorniamo sempre all'argomento, diciamo, alla fondamenta dell'argomento, e cioè che bisogna rendere competitivi i luoghi, quindi le nostre città, grandi o piccole che siano. I luoghi, non è sempre... I luoghi sì, ha ragione, i luoghi c'è una mano pubblica pesante che deve intervenire sul contesto ambientale in senso generale, non ecologico, e concepire le città come un nucleo di vita pulsante. E quindi con tutti i problemi connessi, la viabilità, il trasporto, a questo proposito il le chiedo, parlando appunto, siccome lo dice un'associazione di categoria, lo avete ribadito anche voi, c'è stato un incontro, un confronto, esiste un tavolo di confronto con le amministrazioni dei luoghi? Beh, abbiamo questo progetto sui distretti del commercio che adesso si è bloccato fin tanto che non si celebrano del tutto le elezioni, che è un contenitore intrigante e interessante, che va rifinanziato ancora e che per esempio ha nella logica di creare incentivi all'investimento in centro storico più che sbarramenti ad alcune formule. La fiscalità di vantaggio, cioè alleggerire un po' le cose, ma guardando quello che succede nel paese, sono aumentati i posti di lavoro a tempo indeterminato, ma mica perché c'è il Jobs Act, perché sono diminuite le tasse sul lavoro. L'impresa reagisce così, se gli abbassi le tasse va meglio. Allora se gli abbassi la tassa del suolo pubblico, uno mette i tavolini sul marciapiede e rende viva quella piazza. Questo bisogna fare. Se gli abbassi la tassa per le immondizie, la tariffa, la tassa, quello che è, e allora sta meglio, allora può competere, altrimenti viene il franchising. Grande rispetto di tutte le forme distributive, ma il franchising non è il commerciante.
è il marchio produttore ma è per quello che comanda. dice, esatto, per quello e dico. questo allora che va bene nel contesto, però ha molta più forza. Abbiamo detto prima che la microimpresa, cioè il negozio artigianale, non ce la fa, ha bisogno di sostegno. Dico, senza dubbio ha molta più forza tutto quel che si vuole ed è utilissimo perché poi per certi prezzi lo puoi trovare solo lì. Certo. Il problema è un altro, è che cosa mi può spingere tanto per fare un acquisto di franchising ad andare in un centro storico, quindi problemi di posteggio, di costi di posteggio. Anche di là poi. Quando poi vado là rapido trovo la stessa cosa per ecco, cioè l'attrattività. Non vedo, allora a questo punto uno lo ordina su web, la stessa roba, cioè manca l'attrattività. È l'attrattività, bravissimo. Delle città nel loro complesso, l'ospitalità, l'accoglienza, cioè tutti i concetti che non valgono solo per il turismo. L'accoglienza è un requisito che tutte le città devono avere, l'ospitalità. Qui sì il ruolo delle imprese è fondamentale in questi, realizzazione di questi concetti, essere accoglienti, essere ospitali, avere questa cultura, va bene, che vale molto di più di qualsiasi iniziativa di marketing o di promozione, perché è già promozione di per sé e viene molto apprezzata da parte di tutti. Il grande salto culturale che devono fare, e quindi anche dal punto di vista del comportamento, che si chiama poi innovazione, perché l'innovazione in questi nostri settori è fare queste cose, non è inventarsi un prodotto nuovo o solamente, certo, ammodernare in modo più moderno il locale, che anche quella è innovazione, ma l'innovazione è anche nella modalità con cui tu dai un servizio, vendi un prodotto, va bene? E quindi diventi... il valore di cui parlavo e quindi prima. Appunto il valore che dicevi tu, ma questo si traduce anche in quel requisito che si chiama ospitalità, accoglienza, va bene? E qui c'è una parte, secondo me, una componente, una parte sul quale c'è molto da fare, questo sì. Qui c'è molto da fare da parte nostra nel coinvolgere gli operatori che fanno fatica. Bravissimo, infatti questo punto voglio dedicare gli ultimi 10 minuti della trasmissione. Allora andiamo in pubblicità rapidissimi e poi vediamo appunto di sviscerare, perché l'argomento innovazione se ne è parlato più volte, anche con lei Sommariva, e a proposito ci hanno arrivate anche delle mail provocatorie da parte dei telespettatori addetti ai lavori del settore, immagino, perché appunto dicevano ma che cosa devo fare sostanzialmente, quindi che cosa può fare un'associazione di categoria, in che modo può supportare, che input deve dare, ne parliamo tra poco.